Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Un'altra tragedia in Veneto è successo a Tarzo, sulle colline del Prosecco. Nella notte un uomo di 90 anni ha ucciso la moglie 82enne e poi si è tolto la vita. E ha usato un'arma regolarmente denunciata che aveva a casa. Vedete la prima pagina del Gazzettino, dove si parla appunto del dolore per la perdita di una figlia, i problemi di salute, la paura per il futuro e quindi questa decisione di uccidere la moglie che tra l'altro si era ferita, era caduta, e poi di farla finita, questo è l'epilogo di queste vicende umane, dove c'è molta solitudine, c'è disperazione, ci sono a volte anche problemi economici, e qui il trauma proprio per la perdita di una figlia, il grande dolore, l'impossibilità di sopportare tutto questo, è una tragedia, l'omicidio, suicidio ormai ricorrente non solo in Veneto, in genere riguarda persone anziane, spesso molto malate, spesso molto in là con gli anni. Sul caso stanno procedendo i carabinieri del comando provinciale, l'Arma di Vittorio Veneto e gli investigatori del nucleo investigativo. A dare alcune informazioni alla stampa stamattina il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso. Stiamo ancora capendo, insomma, all'epoca a cui possa risalire la morte, però presumibilmente nella prima ora della mattina. Come li avete trovati? Erano in camera da letto, la donna è a letto e l'uomo è ai piedi del letto. L'arma da fuoco? È una pistola calibro 9x21 che l'uomo le teneva regolarmente a casa. Ma è vero che ha altre armi all'interno? Stiamo facendo delle verifiche all'interno dell'abitazione. Comunque era regolarmente detenuta? La pistola era una pistola regolarmente detenuta. E lui aveva sempre comunque fatto tutti gli accertamenti? Cioè su questo stiamo ancora approfondendo. Quanti colpi? Sono dai 3 ai 4 colpi. Alla donna? Stiamo verificando in totale. Sono cose che ancora dobbiamo approfondire. Hanno lasciato biglietti in casa, lui ha lasciato un biglietto in casa? Abbiamo trovato un biglietto sul quale poi stiamo facendo degli approfondimenti. Cosa c'è nel biglietto? Stiamo accertando, comunque insomma parlava della sua situazione, né più né meno. La stanchezza, difficoltà di andare avanti, la stanchezza? Cose che insomma una persona che probabilmente aveva un po' di sofferenza, però stiamo verificando queste cose. È un momento terribile per quanto riguarda la violenza domestica, gli omicidi, i suicidi, ma anche in Veneto tanti femminicidi, ne abbiamo parlato negli scorsi mesi, continuiamo a parlarne, le stragi familiari, è davvero un disastro. E vediamo cosa ha detto sempre stamattina Ennio Casagrande, l'ex sindaco di Tarzo. Tipica coppia normalissima, solo che ha avuto una figlia e questo lutto li ha colpiti profondamente, insomma, ecco. L'ultima volta che li hai visti? Ieri. Com'erano? Tranquilli come al solito. Però sì. Dietro questo una sofferenza, cioè quella di... Sì, quella non l'ha mai dimenticata, quella della figlia. E poi l'aggravarsi della situazione sia come età, sia acciacchi che dopo gli 80 anni arrivano e magari a 90 si accentuano. E quindi lui a un certo punto, quando ha visto la moglie andare giù per le scale... Da quel momento ha cominciato a pensare al futuro. Specialmente forse a lei da sola. Lui ogni volta che andava in farmacia e ogni volta che lo chiamavano la periodica visita di controllo diceva che era stufo perché si trattava di una raschiatura dolorosa, insomma, ecco. E questa mattina doveva esserci del meglio? Doveva esserci stamattina alle 8 a Conegliano. E poi lui sarebbe dovuto rimanere anche dentro 2 o 3 giorni? Sì, probabilmente lo tenevano 2 o 3 giorni di solito e la moglie restava da sola, quindi comunque c'è il genero che era quasi sempre a pranzo e a cena assieme. È un insieme di fattori che poi portano appunto alla decisione di ricorrere a un gesto estremo. In questo caso le motivazioni, le ragioni
di questa tragedia sono molto chiare. Ci sono altre tragedie familiari come quella accaduta a Nuoro, dove un uomo ha ucciso la moglie, la figlia, ha sparato agli altri 2 figli uccidendone uno, l'altro è gravemente ferito in ospedale, ha ucciso un vicino di casa e la nonna, insomma e non si sa per quali motivi, cosa scatta nella mente di alcuni uomini quando succedono fatti del genere. Allora, abbiamo visto, sentiamo cosa dice anche Dino Tommasi, che gestisce un'osteria insieme alla moglie a pochi metri dall'abitazione in cui si è consumato questo dramma a Tarzo. La riconosceva, cioè com'è? Li conoscevo da sempre. Cosa può essere successo? Quella è la domanda. Cosa è successo? Ha ucciso la moglie e dopo si è occupato. Lui aveva qualcosa che non funzionava, perché per far così con la moglie e dopo lasciarsi anche lui, vuol dire che c'era qualcosa di importante di mezzo, sicuramente. Però era una coppia tranquilla? Sì, una coppia tranquilla, te lo assicuro, perché almeno al bar qua mia moglie, sto qua. E lui l'ha entrata là, quindi lo vedevi sempre avanti e indietro. Uno indifferito tranquillamente, e dopo all'improvviso è scoppiato questa storia un po' brutta, ma brutta, perché è sempre andato anche lui. Ma quanto gli è pesato quando gli è morta la figlia? Ho paura di tanto, ho paura che c'entri bene quella. E a volte sono anche in qualche modo dei gesti d'amore, perché sono uomini che non sopportano, o donne che non sopportano di vedere il coniuge o un figlio gravemente malati, per i quali non ci sono cure, e quindi purtroppo queste tragedie sono dovute anche a queste ragioni. Intanto, purtroppo dobbiamo sempre parlare di lutti, perché ci sono tantissimi incidenti stradali. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Alessandro De Marchi, il 18enne morto davanti all'Istituto Scalcerle a Padova. Nel registro degli indagati potrebbe finire il 17enne alla guida di una seconda moto. Potrebbe essere accusato di omicidio colposo il 17enne alla guida della moto che martedì mattina in via Cave a Padova, davanti all'Istituto Scalcerle, si è scontrato con la Honda 125 condotta da Alessandro De Marchi. Uno scontro fatale allo studente del Marconi, morto poco dopo il suo arrivo in ospedale, dopo che, cadendo dalla 2 ruote, aveva sbattuto la testa contro il cordolo del marciapiede, rompendo anche il casco di protezione. La polizia locale ha sentito molti studenti. Al vaglio una possibile manovra azzardata da parte del 17enne che vive in provincia. Sul corpo di Alessandro De Marchi, proprio per chiarire le esatte cause della morte, se legata allo scontro con la seconda moto o alla caduta, è stata disposta l'autopsia. Un dramma che si unisce al terribile incidente accaduto sabato scorso in via Belzoni, che apre in città una discussione sulla sicurezza dell'entrata e uscita da scuola delle migliaia di studenti che ogni giorno frequentano gli istituti superiori della città. Un dramma che in questi giorni sta profondamente toccando i ragazzi. Penso che le scuole facciano il loro dovere fino ad una certa, alle superiori non ci sono molte attività, però io fino alla terza media, bene o male, sono stato istruito da vigili della polizia stradale che venivano un po' a spiegare varie dinamiche, varie cose, sia dei ragazzini, però per carità comunque il messaggio resta. Solo dopo l'esecuzione dell'autopsia sarà possibile stabilire la data del funerale di Alessandro De Marchi, che si svolgerà quasi certamente la prossima settimana. Il giovane, che viveva con la famiglia a Mestrino, era amatissimo dai compagni del Marconi, che ieri non sono riusciti a entrare in classe. Servizio di Chiara Gaiani, in regia oggi Andrea Basso e Italo Morao. Vediamo una tragedia sfiorata a Rubano, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di soli 14 anni che aveva minacciato la mamma e i 2 fratelli con un coltello.
Si era chiusa in camera da letto con gli altri 2 figli, la madre minacciata con un coltello del terzo figlio appena 14enne, la violentissima aggressione in un appartamento di Rubano. Qui sono arrivati i carabinieri della compagnia di Padova che dopo aver bloccato il ragazzo lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A chiamarli un vicino, preoccupato per la violenta lite in corso nella casa accanto. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe nata al termine di un litigio per motivi banali, durante il quale il 14enne avrebbe imbracciato il coltello minacciando la mamma e i 2 fratelli che per sfuggirgli si sono barricati in camera da letto. Dopo l'arresto il 14enne, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, è stato accompagnato in carcere a Treviso. 2 dei titoli della prima pagina del Gazzettino Online. Alex Marangon minaccia al conte Giulio da Sacco, ti verremo a cercare, lui denuncia, è il proprietario dell'abbazia in cui si era svolto il rito sciamanico. E poi ancora, investita da un'auto prima di entrare a scuola in via Belzoni, Sofia muore a 17 anni dopo 5 giorni di agonia. L'incidente, ricorderete, 5 anni fa. Adesso andiamo in diretta a Tarso da Lucio Zanato. Tarso, che è stato teatro di dell'omicidio e suicidio con cui abbiamo aperto il telegiornale. Con lui c'è anche l'operatore Simone Merlo. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Alle mie spalle vedete i colleghi giornalisti e soprattutto stanno probabilmente a breve portando fuori le salme di Giancarlo Gaio, 90 anni, e Cesira Bianchetto, 82. Il dramma è un dramma, potremmo dire, della malattia e della vecchiaia, perché questi 2 anziani non stavano bene. La donna era caduta dalle scale solo 4 giorni fa e aveva riportato 4 punti sul volto e soprattutto non voleva stare da sola. L'uomo, Giancarlo Gaio, questa mattina alle 6:30 avrebbe dovuto partire per andare in ospedale a Conegliano per l'ennesimo raschiamento alla prostata. A quel punto evidentemente qualcosa deve essere scattato nella mente dell'uomo, perché ha imbracciato una pistola e, come avete già fatto sentire, ha sparato diversi colpi alla moglie uccidendola, e poi ha rivolto l'arma su di sé e l'ha fatta finita. Perché dico che è un dramma della vecchiaia della malattia? Perché probabilmente lui non se la sentiva di lasciarla sola tanti giorni in questa casa che vedete alle mie spalle, e perché probabilmente hanno capito che insomma non riuscivano più ad andare avanti proprio per la malattia e per l'anzianità. Eppure va detto che Giancarlo Gaio era una persona estremamente positiva. Pensa, direttore, che ha fatto la comparsa al film Addio alle armi nelle scene a Vittorio Veneto, e poi ha fatto da comparsa anche al film Vaillant. Va detto anche che era un grosso appassionato di armi. Mi pare che lui nella casa detenesse regolarmente 2 fucili e 3 pistole e che andasse regolarmente, nonostante avesse raggiunto l'età di 90 anni, regolarmente, dicevo, al poligono a tirare. Questo è il quadro, insomma, della situazione, una coppia come tante, minata anche dalla perdita della figlia Dorotea, morta di malattia 4 anni fa, a 40 anni, mentre proprio il genero Graziano aveva continuato, era figlia unica tra l'altro, e mentre il genero Graziano aveva continuato a stargli vicino, e questa mattina è stato lui a trovare la coppia riversa sulla camera da letto. Il genero Graziano che appunto, oltre che essere vedovo, adesso dovrà seguire anche come dire, i genitori della moglie nell'ultimo viaggio. Una storia che di fatto si è già chiusa per quanto riguarda le indagini, ma apre secondo me un grosso interrogativo. Come stare vicino alle persone, alle coppie, proprio alle coppie che arrivano nell'età della vecchiaia e che cominciano a sentirsi di peso alla comunità, soprattutto poi se non hai dei figli, non hai numerosi figli come una volta era, o comunque non hai una cintura sociale che ti sta attorno. Tanto vero che, come avete sentito nell'intervista del vicino di casa ed ex sindaco, era sempre, quando andava in farmacia,
farmacia, tranquillo eccetera, però era sempre più, diciamo così, distaccato da quella che era la quotidianità. Sembrava che quasi pensasse a un altro momento. Un altro particolare che è emerso in questi ultimi minuti è che lui aveva già pensato a tutto, tanto è vero che tutte le proprietà, tutte le eredità l'aveva già assegnata al genero ed unico evidentemente erede, considerando che la figlia appunto è morta. Insomma, deve far pensare questo omicidio-suicidio, al di là del fatto di cronaca, proprio perché tantissimi anziani sono da soli, tantissime coppie hanno raggiunto una certa età e non c'è una rete sociale anche in questi piccoli borghi che gli possa dare da sostegno o comunque gli dia fiducia per il futuro. E col maggiore di sopra al momento è tutto. A te, direttore. Lucio, grazie molte, hai perfettamente ragione. All'origine di queste tragedie ci sono spesso, appunto, anche in questo caso, la solitudine, l'abbandono, l'isolamento, il fatto che ognuno pensa a se stesso, ormai in questa società molto egoista e non si occupa degli altri, ma c'è da chiedersi anche come è possibile che in un paese non ci possa essere stato un aiuto concreto da parte del comune, degli assistenti sociali, della parrocchia, e non escludo che ci sia stato, però insomma evidentemente se c'è stato non è servito e non è bastato. Aveva sequestrato la sua ex e il figlio di lei, ora chiede di patteggiare una pena di 5 anni e siamo a Padova. Pronto, buongiorno. Sono andato via da casa perché mi ha chiamato in diretta, mia moglie ha un coltello sulla gola, il bambino da dietro, mi ha detto di richiamarvi, di dirvi che mi sono sbagliato, che va tutto bene, è vicino a casa in teoria, però vi sta controllando, se vede i carabinieri o qualcosa uccide mia moglie e il bambino. Ho capito, ascolti, ma dove si trova sua moglie adesso? Non ho la minima idea, è in macchina con lui. Ha chiesto di patteggiare l'intesa raggiunta con la procura di 5 anni. Sarà ora il giudice a decidere se accettare la pena o se considerarla troppo esigua. La sentenza nei confronti di Ardair Tari, il 30enne albanese che lo scorso 5 luglio sequestrò per ore una giovane donna con cui aveva avuto una breve relazione e suo figlio piccolo di appena 5 anni, è prevista per il 23 ottobre. La donna e il figlio vennero bloccati fuori dall'asilo a Borgorico sotto la minaccia di un coltello, fatti salire in auto verso una fuga in Trentino. Ti faccio fare la fine di Giulia, urlava Ardair, facendo riferimento alla storia di Giulia Cecchettin, alla donna terrorizzata che però, chiamata dal marito, era riuscita a far capire che qualcosa non andava. Il compagno, dato l'allarme ai carabinieri, si era offerto anche di fare da esca per incontrare lo stalker che da mesi li perseguitava. Alla fine i carabinieri di Cittadella, Bassano del Grappa e Borgo Valsugana, dopo un lungo inseguimento, hanno bloccato l'auto in fuga a Grigno, in provincia di Trento. L'albanese è stato così arrestato. Già nel 2023 era finito in carcere per stalking e violenza sessuale, uscito di prigione lo scorso maggio, era tornato a perseguitare la ex fino all'escalation di minacce culminata a luglio con il sequestro. Sabato a Mestre una grande manifestazione per ricordare Giacomo Gobbato, il coraggioso 26enne del Centro Sociale Rivolta che ha difeso una donna da un'aggressione ed ha perso la vita, è stato accoltellato a morte, con un suo amico che è Sebastiano e che vedo in compagnia di Ilaria Marchiori in diretta da Mestre. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui con Sebastiano Bergamaschi del laboratorio climatico Pandora e che appunto, come hai anticipato, era insieme a Giacomo Gobbato lo scorso venerdì quando c'è stato l'omicidio. Ora Sebastiano, io lo ringrazio a nome veramente di tutta l'emittente per essere qui perché, come sapete, è stato ferito e non è ferito solamente fisicamente ma è molto provato anche emotivamente, come potete immaginare. Però siamo qui insieme a lui perché con tutte le altre associazioni mestrine hanno deciso di manifestare sabato pomeriggio alle 17 con questo slogan: per Jack, per noi, per tutti, riprendiamoci la città. Ora voi ricorderete che riprendiamoci la città non è uno slogan nuovo, ma è uno slogan che conosciamo molto bene perché ci ricorda la prima grande manifestazione di Riprendiamoci la città che vide migliaia di persone prendervi parte. Però Sebastiano, ad oggi che cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa? Ad oggi è
è cambiato tutto e non è cambiato niente, nel senso che quello che è successo venerdì scorso è solo l'ennesima dimostrazione di quanto quello che portavamo in piazza ormai nel febbraio 2023 fosse evidente e incredibilmente necessario, sia un cambio di rotta forte per far sì proprio che le vite di tante persone non vengano buttate via con la morte o con la distruzione di quelle vite in mille altre forme. Quelle manifestazioni parlavano di una cosa molto chiara, che è il tema della sicurezza, che oggi è tornato su tutti i giornali dopo la morte di Jack. Ci teniamo a dire che la manifestazione di sabato è per noi necessaria per un motivo molto semplice, perché ognuna, le tante persone a cui Jack ha voluto bene e gliene hanno voluto, colpite profondamente da quello che è successo, stanno sicuramente vivendo insieme il proprio dolore, ma allo stesso tempo stanno scegliendo di reagire, perché questo è quello che avrebbe voluto Jack, e allo stesso tempo stanno pensando e dicendo chiaramente che il modo più alto e più coerente per reagire alla morte di Jack sia fare tutto quello che è in nostro potere per far sì che non ci sia più bisogno di nessun altro Jack, e quindi far sì che la situazione cambi davvero, perché quando parliamo di qualità della vita in una città parliamo esattamente di questo. Il messaggio che vogliamo lanciare parte da una cosa molto semplice: aiutare gli ultimi e le ultime non è qualcosa che si fa solo per umanità, che è comunque un valore fondamentale, ma si fa perché è la prima e più concreta soluzione ai problemi di tutte le persone che vivono in questa città. E la ricetta, l'antidoto, è già stato detto in maniera evidente, sono investimenti non in progetti di speculazione, come purtroppo è diventato d'abitudine in questa città, ma anzi verso servizi di assistenza, di riduzione del danno, verso servizi per la residenzialità, verso servizi di aiuto alla povertà, verso servizi di integrazione, verso l'apertura di spazi che diventino presidio fisso all'interno delle città e al di fuori della dinamica del profitto. E questo è quello che le amministrazioni devono assumersi la responsabilità di fare, e che per 9 anni, nonostante l'accorato appello della cittadinanza, hanno scelto di non fare deliberatamente. E questo è gravissimo. E in ultimo, scusatemi, la grande responsabilità ce l'hanno tanti cittadini e cittadine. A partire da oggi dobbiamo scegliere di tornare a vivere questa città, non chiuderci ognuno nella propria casa, ma tornare a viverla per far sì che ci sia un tessuto sociale che reagisce e la presidia quotidianamente. Ecco Sebastiano, noi ti abbiamo anche strappato dalla conferenza che appunto è in corso per annunciare la manifestazione, dove tu poco fa hai parlato che è fondamentale anche dare l'esempio, e hai detto che voi in particolare anche tu non hai intenzione di stare a guardare, ma di reagire, perché bisogna dare l'esempio. Però lascia che ti chieda come ti senti tu in questo momento. Perché noi ti vediamo combattivo, però le emozioni sono, come potete immaginare, mille e sicuramente non si presentano tutte insieme, si presentano a momenti. Come dicevo prima, c'è il momento del dolore e lo stiamo coltivando, perché è fondamentale e importante anche quello, ma il dolore fine a se stesso rischia di trasformarsi in azione, rischia di trasformarsi in nichilismo, rischia di trasformarsi in qualcosa che più che aiutare a migliorare una situazione va invece a chiudersi ognuno in se stessa, in se stessa. In questo momento difficile noi abbiamo deciso di reagire, perché di momenti difficili tantissime persone di questa città ne hanno vissuti tanti, e quello che stiamo cercando di stimolare a fare è proprio una reazione che si darà certo nella manifestazione di sabato, ma non finirà qua, perché le iniziative di 1000 tipi diversi che porteremo avanti per Jack saranno tante altre oltre alla manifestazione,
e sarebbe il primo a dirci ragazzi, ragazze, non abbattetevi, ma per me fate un minuto di casino e continuate a lottare. Ecco, allora noi sappiamo che voi lo farete proprio in memoria di Jack. Ringrazio Sebastiano Bergamaschi, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Sebastiano Bergamaschi e grazie a Ilaria Marchiori, un'intervista esclusiva al ragazzo ferito insieme a Giacomo Gobbato, ferito a una gamba, ha visto morire sotto i suoi occhi, è morto ferito da una fendente all'addome, un suo carissimo amico. Grazie a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Diceva Sebastiano Bergamaschi, ricordava la grande manifestazione Riprendiamoci la città che si era svolta a Mestre il 24 febbraio del 2023. Rivediamo le immagini di una folla immensa che si è snodata, un corteo che si è snodato per le vie del centro inalberando cartelli, migliaia di persone che erano proprio scese nelle strade per protestare contro lo spaccio ed il degrado. Era stata una manifestazione molto composta, tranquilla. Tutto il centro era rimasto bloccato inevitabilmente proprio perché c'era tantissima gente, una grande partecipazione dopo episodi di cronaca gravi che avevano portato alla disperazione negozianti, anche cittadini, soprattutto per le vicende di Via Piave con lo spaccio della droga e gli interventi delle forze dell'ordine che però spesso sono vani perché poi questi spacciatori vengono arrestati, scarcerati dopo pochi giorni e riprendono la loro attività e quindi da qui l'esasperazione dei cittadini che si erano riversati nelle strade proprio il 24 febbraio del 2023, una analoga partecipazione, anzi ancora più intensa probabilmente ci sarà sabato quando ci sarà la manifestazione per Jack Gobbato. Adesso restiamo sulla cronaca e andiamo a Padova perché ci sono corse clandestine di moto, si erano radunati centinaia di ragazzi, moto e auto e ci sono anche 28 DASPO nei confronti dei responsabili che sono stati identificati dalla polizia. Andiamo subito in diretta da Chiara Gaiani. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, ringrazio il nostro ospite Nicola Borotto, presidente di ACI Padova, ma purtroppo devo aprire questo collegamento con una notizia che si sta diffondendo davvero rapidamente nella città e anche in provincia perché piange Padova l'ennesima giovane vita morta sulla strada, una 17enne che sabato mattina intorno alle 8 era stata investita in via Belzoni mentre andava a scuola. La ragazza è morta proprio poche ore fa nell'ospedale di Padova dove era ricoverata e dove i medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita. È una notizia che ovviamente stiamo approfondendo con i colleghi in redazione, di cui poi vi parleremo nei telegiornali di questa sera. La ragazza, 17 anni, lo ricordo, era originaria di Campodarsego ed è la seconda vittima sulle strade di Padova. Martedì mattina era morto anche Alessandro De Marchi, un 18enne morto in moto. Davvero una pagina terribile che si apre per Padova che dovrà riflettere su questo. Parlavi giustamente lanciandomi dell'altra notizia forte di cronaca di Padova di oggi. Ci siamo svegliati con il video diffuso dalla questura di Padova legato a queste corse clandestine che si sono svolte dove ci troviamo a pochi chilometri da qui in via Svezia nella zona industriale. Un appuntamento molto veloce organizzato una domenica pomeriggio in cui c'erano, pensate, 400 persone, una sorta di omaggio diffuso via social per uno youtuber scomparso. Gare di questo tipo sono molto pericolose, la polizia è arrivata, addirittura c'è stato un atteggiamento proprio sfrontato di chi partecipava, motociclisti, nei confronti della polizia. È una cosa di cui come Automobile Club che si occupa di sicurezza stradale voi siete molto preoccupati, Presidente. Siamo molto preoccupati non solo perché noi ci occupiamo di sicurezza stradale, l'Automobile Club provinciale ha anche il coordinamento, la gestione e il rilascio
come ufficio sportivo delle licenze degli sportivi, dei tesserati ACI di sportivi licenziati che corrono sul territorio con le gare, che siano campionati italiani, che siano gare amatoriali. Noi abbiamo la supervisione e il controllo della gestione del mondo sportivo automobilistico per quello che riguarda la nostra federazione, sapendo ovviamente che il titolare dell'ufficio sportivo è il presidente nazionale dell'ACI, perché abbiamo la delega del Gran Premio di Formula 1, quindi noi abbiamo la sede provinciale. Ecco, l'Automobile Club Provinciale, il presidente dell'Automobile Club Provinciale è scioccato nel vedere alcune cose che non stanno né in cielo né in terra. Se penso che domenica scorsa abbiamo avuto una gara di campionato italiano di slalom, quindi velocità in salita, abilità a Este, che è una delle 10 gare di campionato italiano, dove erano presenti 2 ambulanze, i vigili del fuoco, 2 mezzi di soccorso stradale in piena regola, eccetera, eccetera, e oggi ci troviamo nella situazione che abbiamo le gare abusive. È inconcepibile. La gara abusiva è inconcepibile sotto tutti gli aspetti, e per il rischio di vita umana e per il rischio di 100 altre mila cose che. Allora, a cicli storici ogni tanto arrivano e affiorano queste realtà. Io penso a 2 o 3 anni fa, quando avevamo degli sportivi che venivano da fuori provincia, eccetera, eccetera, anche da fuori regione, e organizzavano nei piazzali chiusi le gare di abilità, le gincanne, e organizzavano prove cronometrate, tutte queste cose qua. Applaudo all'idea che si sia mossa la polizia, si sia mosso il questore, tenuto conto che il signor questore di Padova io lo conosco bene, perché è stato qualche anno questore a Monza e quindi conosce perfettamente tutte le regole sportive. Infatti sono stati emessi 28 fogli di via, la polizia è intervenuta prontamente. Allora io la ringrazio, lei ci ha fatto proprio un quadro molto chiaro di quello che è accaduto. Vi lascerei, ringraziando anche il collega Cristiano Chiaiende che ci ha seguito tecnicamente in questo collegamento, facendovi proprio vedere che cosa è accaduto nel servizio realizzato dalla collega Valentina Visentin. All'arrivo delle sirene della polizia, un muro di moto ha cercato di impedire agli agenti di scendere dall'auto ed identificare i partecipanti al raduno automobilistico clandestino. Teatro delle gare a folle velocità il rettilineo di Via Svezia in zona industriale. Erano quasi 400 tra motociclisti e automobilisti che domenica pomeriggio si stavano sfidando pericolosamente, mettendo a repentaglio non solo la loro vita ma anche quella di un centinaio di persone che stavano assistendo alle gare organizzate per commemorare la scomparsa di Luca Salvadori, noto pilota e youtuber. I poliziotti, nonostante l'accerchiamento, sono riusciti a far disperdere le moto, riuscendo poi ad intercettare una quarantina di giovani, tra cui vari minori, e bloccando lo starter che si trovava in mezzo alla strada, pronto a dare il via alla competizione illegale. I motociclisti, tutti con il casco scuro calato sul volto, avevano rimosso anche le targhe delle moto per non farsi riconoscere. Alla fine la questura di Padova, dopo aver identificato una cinquantina di persone, ha disposto 28 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti giovani. Uno dei presenti, un 53enne, ha inveito e offeso gli agenti minacciandoli di usare il fucile contro di loro, e per questo è stato denunciato. Nella perquisizione a casa sono state sequestrate alcune armi regolarmente detenute, assieme ad un silenziatore e a varie munizioni non dichiarate. A dare l'allarme della gara clandestina domenica pomeriggio alcuni testimoni. Il raduno abusivo era stato organizzato attraverso il passaparola sui social e in rete. Servizio di Valentina Visentin, operatore della diretta Cristian Rocche. A Jende andiamo a Schio per una lite, una rissa tra giovani che è sfociata nel sangue, un episodio che preoccupa i residenti della zona Santissima Trinità, che dicono è un episodio che non va trascurato. O minorenni o ventenni, adesso ce ne sono di tutti i colori, le bande, classiche bande che ci sono. Io spero che queste cose le forze dell'ordine intervengano immediatamente e cominciano a parlare anche ai loro genitori, eventualmente se hanno i genitori, perché qua non si sa come va a finire. Certo, siamo preoccupati, siamo molto preoccupati. È la reazione comune ai cittadini di Schio che oggi abbiamo sentito nella
nella zona di via Santissima Trinità. Qui nel tardo pomeriggio di ieri una violenta lite tra ragazzi stranieri poteva finire in tragedia. Un ventenne di Thiene è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sant'Orso. A sferrargli un pugno in pieno volto, spaccandogli gli occhiali e facendolo finire a terra in un lago di sangue, un coetaneo della zona che a sua volta era stato colpito al ventre. Una discussione finita in rissa per futili motivi, assicura il sindaco Cristina Marigo, dopo aver sentito i carabinieri intervenuti con 2 pattuglie sul posto. Ad allertarli il meccanico dell'officina di via Pietro Maroncelli, che ha assistito impotente alla violenta colluttazione davanti proprio alla sua officina. La zona è sempre stata tranquilla, dicono i residenti, ma questo segnale non va sottovalutato. Tutti lo sanno che c'è questa emergenza e purtroppo non si fa niente e cosa vuoi che dica? Ci sono zone più pericolose e meno pericolose. Un punto un po' più particolare è dove c'è lo skateboard. Okay. E lì ci sono ragazzi che, per carità, fanno un po' di tutto, però ci sono anche ragazzi un po' violenti, dico la verità, e li ho visti io. Un po' di bullismo, diciamo. Siamo preoccupati perché continuano, c'è l'ordine del giorno, ste robe. Anche noi altri abbiamo paura che siamo qua vicino. A Padova era morta ormai da diversi giorni, ma è stata trovata solo nel primo pomeriggio di ieri nella sua abitazione dell'Arcella in via Tiziano Aspetti, all'incrocio con via Guicciardini. È una tragedia della solitudine, un'altra. Questa volta a Padova, la vittima è una donna di 67 anni, ex dipendente delle poste in pensione. Sul posto anche la polizia, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza e le cause del decesso potrebbero essere naturali, forse a seguito di un malore. Il sopralluogo delle forze dell'ordine ha inoltre stabilito che dall'abitazione non manca nulla. C'è stata una protesta a Padova davanti alla prefettura dei sindacati CGIL e UIL scesi in piazza contro il decreto sicurezza appena approvato alla Camera. Siamo in tutte le piazze italiane, in tutte le province italiane, siamo a Roma, siamo qui a Padova per manifestare contro il disegno di legge sulla sicurezza, un disegno di legge che letteralmente, non si possono usare altre parole, vuole reprimere il dissenso, qualsiasi esso sia. CGIL e UIL in protesta davanti alla prefettura di Padova. Il DDL sicurezza, già approvato alla Camera e a breve in discussione al Senato, azzera, dicono i sindacati, le libertà e il diritto di manifestare e protestare, limitando molte pacificazioni sindacali come i picchetti stradali o i presidi davanti alle aziende, per cui si potrà rischiare il carcere. Bene, oggi questo governo ha deciso che è previsto il carcere fino a 2 anni e lo fa in un momento in cui il disagio sociale cresce sempre di più, perché il paese è sempre più povero, un paese sempre più in difficoltà e un paese sempre più precario, dove non si arriva alla fine del mese, dove aumentano le ore di cassa integrazione, dove cresce la crisi industriale. Noi siamo preoccupati perché silenziare il dissenso, mettersi in condizione di patire pene pesanti solamente perché si manifesta, per esempio penso ai lavoratori che dovessero essere messi in cassa integrazione immediatamente, che vanno a manifestare in una piazza o vanno a manifestare davanti a una strada o un'autostrada, possono trovarsi che da reato amministrativo diventa un reato penale e questo ci preoccupa molto. Questa è una manifestazione, ricordo, DL Sicurezza riguarda anche l'occupazione abusiva delle abitazioni, poi le manifestazioni che bloccano le strade, le rivolte all'interno delle carceri, l'aggressione a infermieri e medici, tutti i reati per i quali DL Sicurezza ha introdotto la possibilità di un arresto in flagranza di reato. Vediamo, a proposito di sicurezza, c'è stato un vertice in prefettura a Vicenza ed un patto tra i protagonisti del tessuto sociale ed economico del territorio, cioè deve essere tutta la comunità in qualche modo a garantire la fine del degrado. Furti, rapine, ma anche violenza giovanile, bullismo, disagio sociale, dipendenze. Problemi con cui la città fa i conti e nell'ottica di agire in rete, ciascuno con i suoi strumenti, nasce il patto per la sicurezza urbana in cui sono coinvolti i principali soggetti del territorio. Prefettura, comune, forze dell'ordine, associazioni di categoria, aziende sanitarie, ufficio scolastico, affinché ciascuno metta in campo azioni finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza
calate sulla realtà cittadina. Documento condiviso ad ampio respiro che spazia su vari ambiti. La sicurezza partecipata riguarda anche tutto ciò che è compreso nella sicurezza dei territori, quindi degrado urbano, situazioni di devianza che riguardano le nuove generazioni. Ecco perché il coinvolgimento dell'istituto, della direzione dell'ufficio scolastico provinciale e regionale e in modo particolare tutto ciò che è collegato alla devianza giovanile. Condivisione delle informazioni, implementazione del sistema di videosorveglianza per l'efficacia che le telecamere installate sul territorio dimostrano sia in chiave preventiva che di controllo. Questo prevede anche la installazione e il potenziamento, ecco perché io confido nell'intervento anche delle associazioni di categoria, perché si possa prevedere una interconnessione di tutti gli impianti già esistenti, intendo sia di privati che di aziende, una interconnessione con le sale operative delle forze di polizia. Abbiamo chiesto più volte allo Stato una grande presenza in città per aumentare la sicurezza nel contesto di Vicenza, quindi maggior presenza di forze dell'ordine. È importante che arrivino gli agenti della questura che abbiamo chiesto, che continuiamo a chiedere, è importante che ognuno faccia la propria parte, chiaramente anche il comune con la polizia locale, e che ci sia il coinvolgimento anche delle associazioni di categoria, dei privati per esempio, nell'implementare i sistemi di videosorveglianza che poi possono essere allacciati alla rete pubblica. Abbiamo parlato di sicurezza ieri sera a Focus, tra gli altri ospiti c'era l'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia, Laura Besio. Sentiamo cosa ha detto. Di vicinanza e di cordoglio e di dolore. Dopodiché siamo esseri umani e naturalmente interviene anche la rabbia, perché accadimenti di questo tipo non dovrebbero avvenire né a Mestre né da nessun'altra parte. Non è giusto che in città si possa aver paura di essere aggrediti. Eppure non c'è giornata che passa per cui, facendo zapping tra i telegiornali, questo accade sistematicamente a Mestre, a Verona, a Napoli, insomma in tutte le città. La sicurezza è un problema comune, è un problema di tutti, è un problema che non è di partito, non ha colore, e se la sicurezza è una questione di tutti, allora dobbiamo dircelo che le forze dell'ordine, i cittadini e il primo cittadino non bastano per tutte le persone per bene che abitano la città. E il punto è che devo dire anche che Mestre ha reagito con una grande compostezza, nel senso che c'è stato, nonostante un grande sgomento, un grande dolore, la città ha reagito con ordine, che qualcuno cerchi di seminare zizzania e magari aizzare fuochi che non ci sono e non devono esserci. È chiaro che c'è un tema politico che affronteremo e svilupperemo dopo. Adesso è il momento del saluto sicuramente a Giacomo, una persona che è stata generosa, quindi onore e merito a una persona che tutti noi vorremmo avere sempre a fianco, che non si volta dall'altro lato. Dopodiché sicuramente affronteremo il tema politico. Va detto che se questo emerge a Mestre, nella nostra città, è proprio perché non ci nascondiamo, e sono 9 anni che lo diciamo, dico 9 anni perché siamo al secondo mandato del sindaco Luigi Brugnaro, che non ci si nasconde dietro al tema sicurezza e tutto a posto. No, noi continueremo a dirlo che c'è qualcosa che non funziona. Allora il comune arriva fin dove può, dopo è chiaro che deve intervenire qualcun altro. Allora c'è un tema fondamentale: non ci sono oggi le leggi che ci consentono di trattenere tutte le persone che noi arrestiamo. Ci sono persone in giro, e va detto, che hanno 15-20 denunce addosso per reati magari piccoli, ma sono gravi offese alla comunità. E quello che proviene come proposta da Mestre e da Venezia è quella di assegnare poteri penali ai giudici di pace. Questo non andrebbe a caricare, sarebbe a costo zero per lo Stato, non caricherebbe la magistratura che è già abbastanza oberata. Il comune si accollerebbe tutto, nel senso che pagherebbe gli avvocati, i difensori d'ufficio, le celle. Abbiamo realizzato appositamente 7 celle all'Isola del Tronchetto alla Smart Control Room, perché, tra parentesi, ti fai una notte in cella e vedi come ti passa la voglia di fare determinate stupidaggini, e naturalmente mi limito, ma è evidente che aprendo un fascicolo il giudice con poteri penali, naturalmente per i reati contro il decoro, che sono l'ubriachezza molesta, piuttosto che chi defeca nelle calli, piuttosto che le baby gang, le risse, le accoltellate
coltellate, si apre il fascicolo, si ascoltano i testimoni e si combina subito la... Questa era l'assessore Laura Besio, poi sentiremo anche Maria Laura Faccini del Comitato Mestre Progetto Comune. Vediamo però quali sono le critiche delle opposizioni proprio alla Giunta Brugnaro sul versante della sicurezza. I drammatici fatti di venerdì sera testimoniano ancora una volta quello che sosteniamo da tempo. Le amministrazioni Brugnaro sono state inadeguate a governare la città dal punto di vista politico, amministrativo e socio-economico. Inizia così un comunicato congiunto di una dozzina di forze politiche, tra cui Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle, in vista della manifestazione promossa dal Centro Sociale Rivolta sabato pomeriggio a Mestre, ad una settimana dall'omicidio di Giacomo Cobbato e il ferimento di Sebastiano Bergamaschi, mentre tentavano di sventare una rapina in Corso del Popolo. Tra forze politiche, movimenti, associazioni, comitati e gruppi consiliari si annuncia una manifestazione molto partecipata. Già nel marzo dell'anno scorso in migliaia avevano sfilato per Mestre chiedendo una città più sicura, un tema che probabilmente sarà una costante del dibattito politico fino alle prossime elezioni comunali. Per il consigliere Dem Paolo Ticozzi il fallimento delle politiche sulla sicurezza di Brugnaro, oltre ad essere evidente, è di fatto ammesso dallo stesso sindaco quando afferma che il festival nei giardini di Via Piave e Mestreland sono state transennate e sottoposte a vigilanza privata per renderle sicure rispetto al resto di una città fuori controllo. Secondo Giovanni Andrea Martini, di Tutta la città insieme, l'atteggiamento ormai costante del primo cittadino è dimostrarsi addolorato e contrito, ma il sindaco vero è quello che insulta i consiglieri di opposizione e oggi invoca i superpoteri da sceriffo dopo aver vinto le elezioni proprio assicurando sicurezza per i cittadini. Sentiamo cosa ha detto sempre ieri sera a Focus Maria Laura Faccini del Comitato Mestre Progetto Comune. Sentiamo. I ragazzi sembravano colpiti da una, non lo so, da una bomba, perché così è stato. E cosa si può dire? Si può dire che effettivamente nel corso degli anni la situazione di Mestre, soprattutto naturalmente noi siamo nel Comune di Venezia, però le due città sono molto diverse anche come tipologia di reati e anche come affrontare questo tipo di reati. Noi abbiamo la reputazione di essere la città del Veneto con il più alto tasso di morti per droga, quindi questo certamente non è una cosa positiva, però non è solo questo. E purtroppo questo problema è stato tralasciato per moltissimi anni come se si dovesse nascondere la polvere sotto il tappeto, perché è stato declassato a percezione di pericolo quando invece era chiaramente sotto gli occhi di tutti questo pericolo effettivamente palese. I cittadini lo denunciavano da tempo, poi un po' alla volta le cose scoppiano, perché quando diventano troppo grandi gli avvenimenti scoppiano e ci siamo trovati, e tutti quanti, le persone, quantomeno quelle che hanno rapporti con noi, si aspettavano una tragedia di questo genere prima o poi, perché i toni si sono talmente alzati, la situazione, diciamo, di insicurezza di Mestre si è talmente deteriorata, ma non soltanto così fine a se stessa, anche perché c'è una situazione ambientale della città che ha favorito certe cose che sono avvenute. Allora, ne abbiamo parlato a lungo ieri sera anche col segretario provinciale a Vicenza della Lega Denis Frison. Vediamo a Venezia proprio riguardo a quanto accade negli ospedali. C'è stato un episodio grave. La polizia ha trovato 50 grammi di cocaina e carte di credito rubate a un uomo di 30 anni che al pronto soccorso a Venezia aveva dato in escandescenza. Ennesima aggressione al personale sanitario in quella che oramai sta assumendo i connotati dell'emergenza. All'ospedale civile di Venezia un trentenne è stato arrestato dopo aver creato disordini e rifiutato le cure mediche. Era stato trasportato al pronto soccorso in idroambulanza, ma una volta arrivato ha iniziato a comportarsi in modo particolarmente molesto contro il personale sanitario. Infermieri e personale medico, sospettando che l'uomo fosse sotto l'effetto di sostanze
sostanze stupefacenti hanno allertato immediatamente la sala operativa della Questura di Venezia. Le forze dell'ordine a quel punto sono immediatamente intervenute e, nonostante le difficoltà, sono riuscite a fermare l'uomo per eseguire degli accertamenti. Sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, alle quali va dato naturalmente il plauso per la loro professionalità, e sulla base dei protocolli condivisi abbiamo potuto gestire una situazione che poteva complicarsi notevolmente nel modo più corretto possibile. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato addosso all'uomo 50 grammi di cocaina e diverse carte di credito rubate. È stato quindi arrestato e condotto in carcere. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha dimostrato l'efficacia del protocollo di sicurezza dell'ospedale, garantendo la sicurezza del personale sanitario e degli altri pazienti presenti. È un modo anche per assicurare il personale sanitario sempre più preoccupato di queste frequenti aggressioni. Assolutamente sì, noi dobbiamo lavorare assieme, noi dobbiamo essere a disposizione della gente, e nel caso in cui ci siano situazioni particolari, come istituzioni fare squadra per dare sempre e comunque la risposta migliore possibile. E a Mestre c'è stato un altro episodio con i ladri che hanno preso di mira un negozio di via Carducci. Ancora degrado, ancora criminalità, ancora furti. L'illegalità colpisce ancora una volta la zona di via Piave, in questo caso all'angolo tra via Felisati e via Carducci, preso di mira un money transfer, quelle agenzie che trasferiscono il denaro all'estero. I ladri hanno sfondato l'ingresso, cercato di forzare la cassa, causato altri danni all'interno, il tutto per un bottino di 2-3 mila euro, peraltro banconote macchiate dalla vernice del sistema antifurto e quindi inutilizzabili. Ma quel che colpisce è che questo negozio, gestito da alcuni fratelli bengalesi, è stato visitato dai ladri solo 20 giorni fa, con modalità analoghe. I residenti sono esasperati, definiscono pessima la situazione di questa parte della città. È preoccupante, però di solito si parla solo di via Piave, ma mi pare che è un po' più diffusa e ci sarebbero tante cose da fare, ma sono molto complesse. Gira gente strana, bivacchi in giro. Hanno spaccato questo negozio, è normale, è diventato quasi normale. È diventato normale, sì. E quale potrebbe essere un rimedio? Più controlli? Dovrebbe esserci più forze dell'ordine che intervengano di più. Questa zona fino a pochi anni fa era il salotto buono di Mestre, ora è tutti i giorni protagonista delle cronache, tra spaccio, rapine e dopo la tragedia di venerdì scorso anche omicidi e ferimenti con l'aggressione a Giacomo Gobbato e all'amico. Ma tra i residenti c'è chi non chiede solo controlli e forze dell'ordine, ma anche solidarietà. Non siamo particolarmente rilassati, anche perché questa era una parte molto tranquilla di Mestre. Adesso via Piave credo che sia uno dei posti peggiori in tutto il Veneto. La morte di Gobbato è quella che ci ha colpito più di tutti, insomma. Io credo che bisogna ascoltare un po' le parole del sindaco, ma anche quelle dei centri sociali. Bisogna trovare un equilibrio fra la necessità della sicurezza e anche però la solidarietà. I ladri hanno tentato un colpo in un mobilificio di Meduna di Livenza, ma una pattuglia dei carabinieri è intervenuta tempestivamente e li ha accolti in flagrante. Tra gli arrestati c'è anche un ex dipendente di questo mobilificio. I carabinieri hanno arrestato 2 albanesi di 40 anni e di 44 anni che hanno fatto un furto all'interno della ditta MAB. Sì, hanno cercato di rubare un bancale di ingranaggi per i cassetti e delle cassettiere, quindi sono stati colti in flagranza mentre stavano caricando la roba del furgone. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì all'interno del mobilificio MAB di Meduna di Livenza in via dei Prati. I carabinieri hanno fermato i 2 stranieri di 40 e 44 anni mentre cercavano di scappare dopo aver caricato il furgone. Ma proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri della stazione di Motta di Livenza stava transitando in perlustrazione e li ha fermati in flagranza di reato.
L'area furtiva è stata restituita all'azienda, mentre i malviventi dovranno comparire davanti al giudice per il processo per direttissima. Ma c'è anche un altro risvolto simpatico della vicenda. Ecco, l'unica nota di colore, diciamo che uno dei due arrestati era un ex dipendente. L'uomo dunque sapeva perfettamente come e quando introdursi in azienda, ma stavolta gli è andata davvero male. Truffe agli anziani, sono oltre 100 le denunce che sono arrivate ai carabinieri da un anno a questa parte e ora parte la campagna, siamo a Treviso, la campagna di contrasto sugli autobus in collaborazione con l'azienda Trasporti. Dal 1° gennaio dello scorso anno sono ben 100 i denunciati dai carabinieri per truffe agli anziani, sia con la tecnica dell'abbraccio sia con quella del finto carabiniere, ma anche online, attraverso varie modalità per trarre in inganno i malcapitati cittadini. Nei giorni scorsi 4 sinti residenti a Mestre, 2 uomini e 2 donne tra i 25 e i 35 anni, sono stati denunciati per una raffica di furti proprio con la tecnica dell'abbraccio. Obbligo di dimora e foglio di via per 2 campani dopo un raggiro, quella del finto carabiniere, ai danni di un anziano di Villorba. Ma oltre alle denunce esiste anche un sommerso che non emerge per la vergogna di essere stati raggirati. Poi diciamo che c'è anche un sommerso, no? Perché poi subentrano tutta una serie nei confronti degli anziani, tutta una serie di problematiche relative anche alla vergogna, no? che provano, quindi molte volte gli autori fanno leva anche sul fatto che la persona anziana è un po', come dire, si vergogna a denunciare per tutta una serie di problemi legati alla sua condizione. Proprio per questa ragione il comando dei carabinieri di via Cornarotta ha intrapreso nei mesi scorsi diverse iniziative per sensibilizzare le potenziali vittime, come la distribuzione di opuscoli contenenti le buone pratiche da assumere per evitare di rimanere vittime del caso in negozi e farmacie, grazie anche ad un accordo con l'ULS 2 Marca Trevigiana e con l'Ordine dei farmacisti della provincia. E ora arriveranno altri opuscoli negli esercizi commerciali, grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso Belluno e altri enti collegati. Infine ecco l'ultima iniziativa antitruffa in collaborazione con MOM. Sulle fiancate e sul retro di 4 bus compariranno vetrofanie contenenti le immagini di militari intenti a rassicurare una coppia di anziani insieme ad una serie di consigli per l'autotutela. Non riguarda solo gli anziani, riguarda anche i giovani che attraverso il QR code, quindi l'utilizzo del telefonino, possono per esempio spiegare ai nonni, ai vicini di casa o ai genitori tutte queste piccole regole di buona vita che ti aiutano a evitare di essere truffati. Ricordo che la truffa, al di là del danno economico, molte volte mina anche l'autostima delle persone, che è un danno ancora più grande. Sindaco Mario Conte, il servizio di Elena dal Forno, un lutto che riguarda una persona di 32 anni, un uomo che è morto nel sonno, forse stroncato da un malore nella casa dei genitori a Valle Chioggia. È morto nel sonno a 32 anni. A trovare il corpo senza vita sono stati i familiari. La vittima è Luca Nicchetto, che si trovava a casa dei genitori a Valli di Chioggia. Le cause della morte saranno accertate dall'autorità sanitaria con l'autopsia. Potrebbe trattarsi di un malore, mentre al momento dell'intervento del SUEM gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il giovane era tornato a vivere con la famiglia dopo essere stato residente per alcuni anni a Udine. Lascia 2 figli e una nipote che è stata tra le prime a scoprire la tragedia. Una tragedia che colpisce la frazione di Chioggia, dove la famiglia Nicchetto e in particolare Luca sono molto conosciuti. Andiamo in pubblicità, il servizio di Federico Fusetti, poi parleremo di autonomia perché domani saremo alle 19, alle 19 alla fiera di Treviso, alla festa della Lega, perché ci saranno il Presidente Zaia, Alberto Stefani, segretario regionale e vice segretario federale della Lega, e l'ex ministra Erika Stefani, e saremo lì a fare un'intervista proprio sull'autonomia, in vista proprio anche dell'incontro che il ministro Calderoli avrà con le regioni che hanno chiesto l'autonomia. A tra poco, state con noi.
Riprendiamo con le riforme, quella dell'autonomia. Il ministro Calderoli, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha convocato per il 3 ottobre il presidente Zaia e gli altri presidenti delle regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata. Si discuterà già delle materie che potranno essere assegnate senza ricorrere ai LEP. Ieri Calderoli è stato audito dalla Commissione parlamentare sul federalismo fiscale. La definizione dei livelli essenziali, dei costi e i fabbisogni standard, come dice Giorgetti, è il punto più alto della politica e quindi non spetta a organismi tecnici. Sarà sempre solo la politica con il suo dibattito parlamentare a decidere, lo ribadisce il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli al termine dell'audizione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Sul piatto c'è la polemica nata in questi giorni sul CLEP, il comitato tecnico sui livelli essenziali delle prestazioni, presieduto dal giurista Sabino Cassese, che secondo le accuse si appresterebbe a determinare che i fabbisogni standard per finanziare i LEP verranno calcolati in base alle caratteristiche dei diversi territori, clima, costo della vita e gli aspetti sociodemografici della popolazione residente, con effetti definiti dal PD mortificanti per i territori più deboli del paese, non solo del Mezzogiorno e delle aree interne. Calderoli rigetta in toto la polemica. Nulla di vero, la definizione dei fabbisogni standard la deciderà la politica, non certo un comitato tecnico. Il ministro, con accanto il presidente della commissione e neo vice segretario federale della Lega Alberto Stefani, spiega la riforma e snocciola i dati, ricordando un elemento fondamentale. Vorrei confermare che l'orientamento del governo è quello di portare avanti in parallelo e in maniera coordinata e armonica il procedimento di attuazione del federalismo fiscale, dei livelli essenziali e del regionalismo differenziato. Il PNRR, continua Calderoli, indica nel completamento del federalismo fiscale uno degli obiettivi di sistema. Il termine previsto è il primo trimestre 2026. Entro tale data, continua Calderoli, dovranno essere almeno definiti i costi e i fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città metropolitane, messi a regime i sistemi perequativi e fiscalizzati i trasferimenti diretti. Si tratta di un obiettivo ambizioso, conclude, ma che può e deve essere raggiunto. Una roadmap che intanto vede il Veneto e Zaia convocati già il 3 ottobre a Roma perché, lo ricorda Calderoli, il percorso di chi ha già chiesto le materie non LEP è iniziato. Informo la Commissione che dopo l'entrata in vigore della legge numero 86, 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, hanno presentato richiesta di avvio dei negoziati ed è stato avviato il procedimento previsto dalla legge con riguardo alle materie e ambiti di materie non LEP. E alle critiche sul fatto che si affronti l'attuazione del regionalismo differenziato prima di aver completato il federalismo fiscale, Calderoli replica rammentando quanto fatto dai vari esecutivi di questi anni, guidati anche dal centrosinistra. Si tratta di una critica che evidentemente riguarda in retrospettiva anche tutti i governi che precedentemente a questo hanno tentato in vario modo di dare attuazione ad una previsione che è in Costituzione dal 2001, quale l'articolo 116, terzo comma. Ricordo che il governo Gentiloni aveva sottoscritto delle vere e proprie preintese già nel 2018, al termine della 17ª legislatura. Successivamente si è ritenuto più opportuno approvare una legge quadro di attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione anche agli esiti di un prezioso lavoro di indagine conoscitiva parlamentare. Servizio del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti, che si è ascoltato 2 ore e mezza di audizione e ha ricavato un servizio molto chiaro. Allora, vediamo invece la questione della cittadinanza. È stata già superata a quota 500.000 firme per la campagna referendaria promossa da Più Europa e da numerose associazioni, che chiede di dimezzare da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia la richiesta della cittadinanza italiana. Il governatore Zaia si dice contrario alla proposta, rilanciandone un'altra. Sentiamo. Io raccoglierei le firme per fare in modo che un cittadino, in base alla Costituzione, che è qui da 10 anni e ha compiuto i 18 anni di età, abbia d'ufficio, se hai requisiti, la cittadinanza, non debba aspettare 4-5 anni, perché questo è il vero problema, non quello di dimezzare i tempi. Dopodiché, se ci sono dei cittadini
che vogliono dimezzare i tempi, è altrettanto vero che ci sono altri cittadini che non li vogliono dimezzare. Siamo il paese che dà più cittadinanze anche quest'anno, il doppio della Germania, visto considerato che non è che siamo il fanalino di coda su questo fronte, e penso che così com'è funzioni bene. Il vero problema che c'è oggi, gli immigrati che incontro io me lo dicono tutti, è che nel momento in cui hanno i requisiti o chiedono la cittadinanza italiana. Una settimana fa ho trovato una signora che qui da 22 anni si è laureata, master, lavora per una multinazionale in Italia, mi dice io sto aspettando da 5 anni una risposta, ho presentato le carte nel 2019. Questa è la vera sfida, da rispondere velocemente. Rispondere velocemente, ha detto il governatore. Sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus il segretario provinciale a Vicenza della Lega, Denis Frison. Ovviamente non sono in linea con il mio movimento, perché il problema della cittadinanza io l'ho vissuto con delle ragazze che non avevano la cittadinanza italiana, che hanno frequentato tranquillamente il liceo, che si sono diplomate. Il vero problema era che quando loro hanno deciso di diventare cittadine italiane, ed erano veramente brave ragazze, con voti elevati, con impegno elevato, conoscevano perfettamente la lingua italiana e forse meglio anche di quelli nati qua, avevano una cultura. Il problema serio era che poi per avere la cittadinanza c'erano problemi burocratici a non finire, e non è corretto, non è giusto, nel senso che se una persona, perché stiamo parlando di persone umane e mi riallaccio che condivido in pieno l'intervento di Maria Laura, ci siamo conosciuti qua, però lo condivido in pieno, nel senso che non è automatico che uno voglia diventare italiano. Se lo desidera, lo deve fare con certe caratteristiche, quindi ovviamente la lingua italiana, conoscere la nostra legge, la nostra cultura, ovviamente senza rinnegare la sua, ma se lo vuole lo può fare, e con questa legge con molta tranquillità lo può fare. Il problema è di ottenerla. Denis Frison della Lega. Andiamo avanti con il primo candidato presidente in vista delle prossime regionali, e cioè Riccardo Szumski, l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, radiato per le sue posizioni sul Covid all'Ordine dei Medici. Ha annunciato l'intenzione di correre sanità pubblica al primo posto, dice, e non mancano le stoccate al presidente Zai. Noi nell'associazione Resistere abbiamo discusso in questi mesi se era opportuno che mettessimo a disposizione la mia esperienza sia medica che amministrativa per poter fare una corsa diversa al di fuori del mondo dei partiti. Abbiamo fatto un sondaggio perché non mi piace decidere senza sentire gli iscritti, cioè vorrei cambiare anche in questo modo la tendenza di sentire la gente, e il 97% di oltre 1000 iscritti hanno detto sì, che è giusto che ci proviamo a candidarci. Usa il noi Riccardo Szumski nell'annunciare la sua candidatura alla presidenza della Regione del Veneto, quando ancora una data ufficiale non c'è e i partiti cosiddetti tradizionali si stanno annusando. Un noi che però non è un plurale maiestatis. Siamo noi, perché uno da solo non va da nessuna parte. Io sono anche contrario. Nelle grandi squadre ci sono i fuoriclasse, ma senza gli altri non si vincono i campionati. È un fuoriclasse? No, io non sono un fuoriclasse, sono un faticatore, uno che non molla, questo sì. Di certo Szumski, già sindaco indipendentista di Santa Lucia di Piave, non ama le definizioni, nemmeno quelle che gli sono state date nel recente passato di Novax o No Pass. Sono per la vaccinazione responsabile, diceva nei giorni caldi in cui era stato radiato dall'Ordine dei Medici dopo una vita trascorsa nel suo ambulatorio nel centro del paese. Per lui, che ha fatto ricorso, si erano mobilitati in tanti, anche con cortei e fiaccolate. Che in quel momento là, se si fosse fatta una politica diversa, dicendo le cose come stavano alla gente, senza fare terrorismo, molte cose sarebbero andate meglio, perché non è solamente l'obbligo di per sé, è il danno che abbiamo fatto a questa società. Per questo noi vogliamo recuperare anche libertà e dignità umana. Siamo frammentati, divisi, c'è rimasto un macigno brutto. Anche alcune cose che succedono sono inspiegabili in questo tempo, dei comportamenti delle persone, sono da rifare a questo periodo che ha determinato delle turbative nella mente della gente incredibili. Chiaro che la sua priorità da candidato in pectore sia la salute. La sanità, chiaramente, io sono per una sanità pubblica che dia delle soluzioni eque ai cittadini, tutti i cittadini. Io faccio sempre questo esempio, piuttosto che il grande intervento che mi risolve un caso su 100.000, meglio risolvere bene 100.000 mal di pancia dei cittadini.
cittadini normali. Sanità e ambiente, con la questione PFAS che sta giusto nel mezzo. PFAS in Veneto sono un problema importantissimo, sottostimato dalle giunte regionali, dati di fatto, e che sono un pericolo per la salute. C'è uno studio dell'Università di Padova che porta 4.000 giovani con tumore al fegato messi in relazione col PFAS. Io credo che si possa fare qualcosa. Quanto all'autonomia targata Calderoli, dice Szumski, è uno specchietto per le allodole e difficilmente sarà concessa da Roma, e ancora la Pedemontana Veneta, il cui project financing è definito un obbrobrio clamoroso. La stoccata finale a Luca Zaia e al dibattito sul terzo mandato. Puntualizziamo che sarebbe il quarto mandato, però io l'ho detto anche quando ero sindaco, c'erano i 2 mandati per il sindaco, ci siamo mica messi a piangere perché non potevo fare il terzo, in cui sarei stato francamente rieletto allora. Queste sono le regole, con queste giochiamo, poi non si possono cambiare ad persona. Se si fa un discorso generale allora prenderemo, ma non è un problema, ci sia Zaia o non Zaia, noi ci candidiamo. E così Riccardo Szumski. Intanto polemiche a Venezia dopo il divieto della questura di esporre uno striscione degli studenti medi del Veneto con su scritto "Rovesciamo il governo", peraltro proprio durante una manifestazione per la libertà d'espressione contro le limitazioni del nuovo DDL sicurezza. Nell'anniversario del biennio di mandato del governo Meloni ci è stato impedito dalla questura di esporre lo striscione con scritto "Rovesciamo il governo, liberiamo il paese", perché sostanzialmente ritenuto sovversivo. Si è conclusa così a Venezia l'iniziativa contro quelle che sono definite inaccettabili limitazioni al diritto di espressione e di manifestazione contenute nel DDL sicurezza. L'espressione "rovesciamo il governo" è stata ritenuta inopportuna e quindi sul ponte di Rialto, accanto a quelli di CGIL, ANPI e Articolo 21, l'associazione che richiama nel nome il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, non è stato possibile esporre lo striscione degli studenti medi e universitari. Poco prima in campo San Bortolo, esponenti di varie associazioni e partiti avevano chiarito i motivi della protesta contro un disegno di legge che secondo la CGIL non ha niente a che fare con la sicurezza delle persone. È un decreto che introduce 24 nuovi reati e soprattutto va a colpire la manifestazione del dissenso. Non sarà più possibile difendere una fabbrica con un picchetto, con una manifestazione, perché si rischierà fino a 2 anni di carcere. Questa è una scelta liberticida, repressiva che il governo fa perché non accetta il dissenso. Allora, come sindacato chiediamo a tutte le forze sociali e politiche di opporsi contro questo disegno che ci fa diventare un paese europeo arretrato come l'Ungheria e non certo un modello per l'Europa. Il DDL sicurezza è stato approvato alla Camera e trasmesso al Senato, ma già sul ponte di Rialto si potrebbe aprire il dibattito. L'utilizzo dell'espressione "rovesciare" riferita al governo contiene un'implicita censurabile incitazione all'odio o è una semplice legittima espressione politica usata anche nel dibattito parlamentare? Per noi è un atto molto grave, riteniamo che sia importante avere il diritto di manifestare il proprio dissenso, soprattutto in un momento in cui si sta cercando di approvare un DDL, ovvero il DDL sicurezza, che va sostanzialmente a minare la libertà di manifestare e di esprimere il dissenso nelle pubbliche piazze. Per la CGIL c'è poi anche un aggravante, che da un lato si dà un giro di vite, mentre dall'altro il governo abolisce i crimini contro la pubblica amministrazione. Serve libertà di manifestare, libertà di dissentire contro un governo che non sta dando risposte a lavoratori e pensionati che ormai non arrivano alla fine del mese. Servizio di Filippo Fois, andiamo a Bassano del Grappa per la cerimonia che ricorda i martiri della libertà all'eccidio nazi fascista. Si è appena conclusa la cerimonia per l'80° anniversario dell'eccidio del Grappa. 31 giovani furono impiccati lungo i viali della città. Era il 26 settembre del 1944. Oggi Bassano ricorda, con me c'è il sindaco Nicola Finco, ricorda quella pagina tremenda della nostra storia, una ferita forse mai rimarginata, una ferita che però deve anche essere di insegnamento per le future generazioni. Tantissimi i giovani che hanno partecipato questa mattina, sindaco, alla cerimonia per questi 80 anni. Sì, abbiamo voluto coinvolgere le scuole nel nostro comprensorio in questa ricorrenza e abbiamo visto insomma una grande risposta, quindi sicuramente continueremo anche in futuro perché è giusto che i nostri giovani conoscano la storia del proprio territorio, ma soprattutto che possano farne tesoro per non verificare
evitare più il ripetersi di determinate situazioni come quelle che abbiamo visto 80 anni fa. I giovani nostri vivono nella società del benessere, hanno di tutto e di più, però 80 anni fa gli stessi giovani purtroppo stavano vivendo momenti terribili. Quindi facciamo tesoro della storia e lavoriamo per la pace e la libertà, che è uno dei beni più importanti che abbiamo. L'eccidio del Grappa fu il culmine dell'operazione Piave, il rastrellamento del Grappa ordinato dal comando tedesco e messo in atto dai nazi fascisti e che portò appunto all'impiccagione lungo i viali della città di 31 giovani. Oggi Bassano continua a ricordare, ci sono ancora i nomi che sono attaccati sui lecci, no? Di Viale dei Martiri. Sì, certo, Bassano custodisce ancora con molta gelosia e attenzione il Viale dei Martiri, un viale rispettato da tutti, è un viale dove quando si può passare anche 10 volte al giorno, però ci si ferma sempre a fare un pensiero verso quei ragazzi che hanno perso la vita in maniera veramente atroce per garantire la libertà anche di tutti noi. Quindi Bassano non dimentica e penso che dopo 80 anni possiamo dire che abbiamo fatto tanta strada, ma abbiamo mantenuta viva la storia e soprattutto i valori che i nostri padri ci hanno trasmesso. Ricordiamo che Bassano è medaglia d'oro al valor militare. Questa mattina il gonfalone con la medaglia ha sfilato lungo le strade della città. Prima c'è stata la Santa Messa, poi la deposizione della Corona d'Oro che vedete alle nostre spalle qui nell'area dei caduti in piazza Garibaldi, lo sfilamento lungo le vie e le piazze della città fino a Viale dei Martiri con la deposizione di una seconda Corona d'Oro. Sono dei momenti sempre molto emozionanti, Sindaco. Sì, emozionanti anche perché diciamo che quando passiamo si ferma la città, cioè si ferma la piazza, non si sente più un rumore, quindi penso che ogni volta, ogni anno, quando facciamo questa ricorrenza la città si ferma in rispetto di coloro che hanno perso la vita, ma anche per dare un messaggio, no? Un messaggio di presenza, di valori, di identità e di un territorio che a distanza anche di 80 anni non dimentica. Oggi pomeriggio alle 15 suonerà il campanone della torre civica di Bassano, 31 colpi forti per ricordare i 31 giovani che sono stati impiccati. Sì, 31 tocchi è una consuetudine per Bassano, un altro modo per ricordare quanto successo e oltretutto più tardi andremo anche a inaugurare la lapide restaurata, un grande lavoro che ricorda anche questo le motivazioni per le quali abbiamo ricevuto, no, la medaglia d'oro a valor militare. Quindi è una città che nonostante gli anni continua a ricordare e lo fa in maniera veramente importante e di questo veramente mi congratulo con tutti coloro che hanno partecipato a questa importante commemorazione. Grazie a Monica Smidele e al sindaco di Bassano Grappa Nicola Finco, 80° anniversario del rastrellamento del Grappa e anche il 50° dall'inaugurazione del monumento al partigiano di Cima Grappa e da venerdì sono previsti molti eventi. Era il 20 settembre del 1944 quando ebbe inizio l'operazione Piave, il drammatico rastrellamento del Grappa ordinato dall'Alto Comando tedesco in Italia per eliminare le formazioni partigiane operative sul massiccio. Una pagina nera per la storia dell'Italia e una ferita mai rimarginata per il nostro territorio. Domenica noi celebreremo appunto l'80° del rastrellamento e anche i 50 anni dall'inaugurazione del monumento al partigiano, quindi saremo qui a ricordare anche questa pagina triste che ha visto sempre il Monte Grappa protagonista e ahimè tanto altro sangue versato. L'80° anniversario del rastrellamento del Grappa sarà ricordato domenica prossima, 29 settembre, prima a Campo Croce alle 9:15 con la deposizione di una corona al monumento ai caduti, poi alle 10:30 con partenza dalla caserma Milano a Cima Grappa, sfilata fino al monumento al partigiano, orazione ufficiale del professor Lorenzo Capovilla e la Santa Messa celebrata dal vescovo emerito di Padova, Monsignor Antonio Mattiazzo. E sono sempre quelle cerimonie che ci fanno capire che qui la storia è davvero stata vissuta, che i nostri ragazzi qui sono morti e che questa è una montagna sacra alla patria tutta. La cerimonia di domenica sarà preceduta venerdì 27 settembre alle 10 in Villa Lunardi a Borso del Grappa dall'inaugurazione della stele che ricorda i nomi dei 27 caduti durante il rastrellamento, realizzata grazie all'impegno degli alunni dell'Istituto Comprensivo. Martedì 1 ottobre alle 20:30 a Palazzo Reale a Pieve del Grappa, serata dedicata alla Resistenza. È importante che i nostri giovani conoscano la storia perché rappresenta la nostra storia, la nostra identità, ma soprattutto
rinsalda quei valori che sono fondamentali nella vita di ogni singolo uomo. Vediamo una notizia importante dalla prima pagina del Corriere del Veneto online, riguarda i lupi. L'Europa li declassa a specie solo protetta, via agli abbattimenti programmati. Ne parleremo tra pochissimo, dopo la pubblicità. Le predazioni dei lupi sull'altopiano, lupi presenti anche in pianura, paura tra le famiglie che hanno visto gli animali avvicinarsi alle loro case. Il Consiglio europeo ieri ha varato una svolta storica perché praticamente ha dato il via libera agli abbattimenti. Vediamo il servizio della nostra redazione di Belluno. Questo è un passaggio importantissimo verso una tutela ragionevole del lupo. Con questo passaggio potremo abbassare il livello di tutela del lupo nella Convenzione di Berna. Esulta l'onorevole Dorfmann che insieme a un gruppo di colleghi europarlamentari ha convinto la Commissione europea a spingere per una revisione della Convenzione di Berna e conseguentemente della direttiva Flora, Fauna, Habitat. All'esito del voto atteso oggi a Bruxelles, il Consiglio europeo ha dato il via libera all'abbassamento dello status di protezione del lupo e con la modifica della Convenzione di Berna Stati e Regioni avranno maggiore flessibilità nella gestione del grande predatore. Oggi abbiamo più di 20.000 lupi nell'Unione Europea, il lupo non necessita più di essere strettamente protetto. La garanzia della tanto attesa certezza del diritto che è mancata completamente negli ultimi anni, aggiunge ancora Dorfmann. Tecnicamente il Consiglio europeo ha votato per il declassamento della specie Canis lupus da rigorosamente protetta a protetta, un voto che apre nuovi e importanti scenari più favorevoli alla tutela dei nostri allevatori e quindi all'effettivo contrasto del lupo, scrive in una nota l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che lunedì aveva chiesto al ministro Pichetto Fratin di confermare la posizione favorevole dell'Italia. L'abbassamento del livello di protezione del grande predatore consentirà a Stati e Regioni con popolazioni stabili di lupi di adottare misure concrete per tutelare il bestiame nei pascoli e sugli alpeggi, senza compromettere l'impegno nella conservazione del lupo. Servizio di Tiziana Bolognani, maltempo, la spiegazione del meteorologo, i temporali intensi e ripetuti come quelli dei giorni scorsi sono causati dalla maggiore energia presente in atmosfera e questo francamente lo sapevamo già, però sentiamo altri dettagli. Essendoci una maggiore energia c'è una tendenza ad avere un maggior numero di fenomeni intensi con precipitazioni più facilmente concentrate in un numero minore di eventi. Più energia nell'atmosfera, più i fenomeni temporaleschi possono essere intensi. È quello che sta accadendo in questi giorni in tutto il Veneto. E quella che vediamo a sinistra è la distribuzione delle piogge quantitativi sul Veneto, dove si vede che c'è appunto una fascia di precipitazioni che va dal Veronese sull'occidentale, passa attraverso il Vicentino centro-sud, l'Alta Padovana e poi va a investire il Trevigiano. Si è trattato di un episodio misto in cui ci sono state sia precipitazioni temporalesche di forte intensità, sia delle precipitazioni legate un po' al flusso un po' più persistenti. Abbiamo avuto diversi temporali e alcuni di questi si sono spostati lentamente e in alcuni casi questi temporali sullo stesso territorio hanno avuto più di un passaggio di temporali e questo ha fatto sì che se noi mescoliamo l'intensità, uniamo l'intensità dei fenomeni con la loro persistenza o ripetizione, andiamo ad avere dei quantitativi che vediamo a destra che per molte stazioni sono stati tra gli 80 e i 100 millimetri. Fenomeni che originano soprattutto nel periodo autunnale a causa del flusso di correnti calde e umide che vanno ad impattare sulla montagna, aria che si solleva e condensa dando origine alla precipitazione, motivo per cui le zone maggiormente interessate da questi eventi sono quelle prealpine. Temperature più alte significano aria più calda e quindi più energia nell'atmosfera ed è proprio dallo scontro in determinati periodi dell'anno tra flussi di venti di temperature molto diverse che viene favorita la formazione di temporali più intensi.
Sul Veneto abbiamo avuto in circa 30 anni un aumento delle temperature di 1,5 gradi, che vuol dire 0,5 gradi, mezzo grado ogni 10 anni, che sembra poco. Da un punto di vista globale e climatico è un trend estremamente significativo. Sentiremo stasera il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, perché c'è una notizia dal Gazzettino: picchiata a scuola dalle bulle, 14enne perde un dente, interviene la madre e viene presa a pugni anche lei, la lite per le sigarette. Siamo a posto. Altra notizia: papà Novax curava i figli con acqua magica, la facciamo vedere, è qua vicino, acqua magica, teneva lontana la mamma vaccinata e diceva attenti, è radioattiva. Suggeriamo la visita di uno psichiatra, ma uno bravo però in questo caso, ce ne vuole uno molto bravo. Gli ospiti di Focus questa sera: Corrado Cortese, Emanuele Crosato, Lorenzo Damiano, Marcello Marchioro, Alessio Morosin, Laura Puppato, Alberto Villanova. Grazie a tutti, grazie ad Andrea Basso e a Italo Morao che sono in regia. Ci vediamo stasera alle 21:15 se lo vorrete. Buona giornata.